Ciao a tutti carissimi amici del Go e bentornati allora con questo nuovo appuntamento con le pillole del Go. Allora, ho visto che la lezione precedente ha avuto un discreto successo, per cui grazie anche a voi che mi avete fatto delle domande. Questa nuova pillola sarà quindi una continuazione della precedente, visto che citavo appunto i famigerati Zoom e Go. Vi darò un paio di dritte molto brevemente su come approcciarvi ad essi e a dove trovarli online. Allora, che dire intanto sugli Zoom e Go? Allora, come ho avuto modo di accennarvi brevemente la volta precedente, ma anche in qua in là spizzichi bocconi sulle altre lezioni che abbiamo fatto, sono appunto gli Zoom e Go, sono quegli esercizi in cui attraverso tutta una serie di esempi di configurazioni che hanno le pietre in giro per il Goban, come ad esempio quelle che ho riportato sul Goban. Qui ne ho fatto 4 esempi, dopo andremo a risolverli insieme, dove vi darò appunto un po' un imprinting di come approcciarvi ai vari Zoom e Go. Questi sono 4 esempi molto basilari e potremo quindi poi di conseguenza risolverli autonomamente e naturalmente in funzione di quello che sarà il nostro livello. La ripetizione pura e semplice sono la medicina e la formula magica per gli Zoom e Go. Dovrete farne fino alla nausea, ok? Perché qual è lo scopo? Che dopo molti mesi, c'è chi ha bisogno di mesi, chi ha bisogno di settimane, per l'amor di Dio non siamo tutti uguali, però un po' alla volta imparerete a vedere le posizioni sul Goban, ok? A vederle con un'ottica diversa. Quando vedrete scene come queste qui, vi parleranno in modo diverso. Non vedrete solo delle pietre messe lì, magari anche con un po' di titubanza sarete lì a dire: ma vive o muore il mio gruppo? Riuscirò a ucciderlo o non ucciderlo il gruppo del mio avversario? Dopo un po' alla volta vi nascerà quello che io chiamo il killer instinct, cioè l'istinto omicida, ovvero voi riuscirete a capire con uno schiocco di dita se ad esempio una situazione come questa può essere uccidibile, oppure questa o questa o questa. Allora, abbiamo detto, quindi farli a ripetizione e naturalmente farli appropriati al proprio livello. Ci sono 2 scuole di pensiero sugli Zoom e Go. Allora, c'è chi dice di farne moltissimi in modo veloce e rapido, cioè via uno sotto l'altro, anche se non mi riesce non importa, vado avanti con il successivo. C'è chi invece è l'approccio lento ma sicuro, ovvero per ogni problema mi prendo il mio tempo, faccio le varie prove, vedo cosa salta fuori e le varie combinazioni. Allora io comincerei con i problemi cosiddetti stand alone, cioè problemi dove, come appunto questi che vi ho portato qui, si vanno a risolvere situazioni molto piccole e gestite tutte quante nell'angolo. Perché questo? Perché poi gli Zoom e Go possono prendere variopinte sfumature e possono essere anche di genere diverso dal vivi o muori, ma può essere anche quello di fuggi verso il centro, possono essere quello di fai un secchi, fai un co, ce ne sono infiniti. Però ci sono dei principi di base che bisogna rispettare e come primo approccio appunto sarà sigillare l'avversario. Cosa vuol dire sigillare? Come potete vedere, ok, qui nero sta sigillando, cioè sta inibendo a bianco di uscirsene fuori, così come qui, così come qui. Dopodiché è importantissimo ridurre lo spazio all'avversario per potersi fare 2 occhi, naturalmente, cercare di sfruttare i tagli e cercare di sfruttare i punti vitali. Ne abbiamo già parlato abbondantemente, per cui eventualmente andatevi a vedere le lezioni dove si approfondiscono i concetti di tagli e i concetti di punti vitali. Il testo del problema stesso vi dà già un'indicazione di come gestire poi il problema. Generalmente li trovate quasi tutti in inglese, per cui ve li dirò in inglese.
il tipico è black to kill, significa nero deve uccidere, black to live significa nero deve vivere, oppure può essere black as the best, vuol dire cerca di ottenere la situazione migliore che tu riesci ad ottenere in quella determinata posizione, che non necessariamente significa uccidi o vivi, ma può essere anche realizza un co in modo da portare avanti un po' il combattimento, oppure realizza un seki. L'abilità vera e concreta che dovrà nascere in noi sarà quindi poi riuscire a scindere il problema dalla vita reale. I problemi un po' alla volta imparerete a farli e avranno in realtà un lato negativo che si portano dietro, che io chiamo metagioco. Per chi ha giocato a giochi di ruolo come Dungeons and Dragons sa sicuramente che il metagioco è quel principio per cui so che il mio gioco dovrà avere una determinata direzione in funzione di una serie di fattori. Nel nostro caso qui non è un gioco di ruolo, non è Dungeons and Dragons, però sappiamo tutti quanti che essendo un problema posto con un titolo ad esempio Black to Kill, noi sappiamo che guardando ad esempio questo schema qui sappiamo che prima o poi troveremo una soluzione che ci permetterà di uccidere il bianco. Però se ci troviamo in una situazione del genere nel gioco reale dove tutto è possibile, sappiamo noi veramente dire ma questo gruppo di bianco è uccidibile? È vivo? È morto? Boh. Questo è un po' lo scoglio che gli Tsumego si portano dietro e perché è importante farne molti, perché riusciremo a capire solo da un rapido sguardo, poniamo sempre come esempio questo schema qui in angolino, e dire beh io lo leggo e secondo me questo è un gruppo morto e nemmeno ci vado più a rimuginare, gioco piuttosto da altre parti del globale. Benissimo, quindi andiamo a fare questi 4 esempi insieme, ok? Io vi spiegherò per ognuno brevemente come risolverli, voi eventualmente mettete in pausa di volta in volta e vedete se da soli ci sareste arrivati anche voi, e dopodiché vi darò un paio di consigli su dove andare online per trovare delle risorse per fare i vostri esercizi. Allora, partiamo intanto da questo, il più semplice di tutti. Questo qui, il testo dell'esercizio è Black to Kill. Allora noi con una mossa di nero, ok, nero assente, dovremmo andare ad uccidere bianco. Allora, per fare questo dobbiamo partire dall'ottica di bianco. Cosa succede? Beh, molto semplice. Questo è un esempio di Tsumego da 30° Q. Se bianco gioca qui, si fa un occhio di qua e un occhio di qua, tra l'altro facendoci anche un prigioniero. Quindi questo è un punto vitale, dove se bianco ci gioca dentro, si fa 2 occhi. Perfetto, allora visto che siamo nero e sappiamo, l'abbiamo detto 1000 volte, che il punto vitale di nero, il punto vitale scusate dell'avversario è anche il nostro punto vitale, se noi gli piazziamo lì la nostra pietra, lui bianco non potrà mai uscire perché è in rete, vedete è tutto circondato, e lui qui dentro non si potrà mai fare 2 occhi, perché se anche lui dovesse giocare lì e noi facciamo un tenuki e lui ci cattura queste 2 pietre qui, lui qui dentro 2 occhi non se li farà mai. Proseguiamo. Allora, facciamo per esempio questo qui invece è il contrario, nero deve vivere. Anche qui l'approccio è sempre lo stesso, tocca nero, però dobbiamo pensare a bianco. Com'è che bianco potrebbe uccidere questo gruppo qui? Bianco qui dovrebbe individuare dove è un punto vitale per inibire a nero di farci un paio di occhi. Per cui se bianco giocasse in questa posizione e nero per esempio decidesse di giocare, facciamo un esempio qui, allora bianco qui potrebbe giocare in questa posizione, nero piuttosto di farlo connettere lo dividerebbe, e qui bianco in qualsiasi punto giochi ucciderà sicuramente nero, perché sia in questo caso se nero cattura avremo le 3 in linea, nero cattura 3 in linea e bianco gioca qui, e qui i 2 occhi nero non se li farà mai. Se invece bianco
scusate. Se invece bianco gioca qui, nero cattura qui, anche questa è una forma morta interna, perché se nero, scusate, se bianco gioca qui, nero non si riuscirà mai a fare i due occhi. Ritorniamo quindi a ritroso. Dove deve giocare allora nero per poter vivere? Beh, esattamente nel punto vitale, perché se anche bianco gioca di qua, questo è un miai, si chiama, ovvero una situazione che mi dà la possibilità di risolvere sia da un lato che dall'altro. Se bianco gioca di qua, nero gioca di là, ecco i due occhi, viceversa, ecco i due occhi. Nero è riuscito a vivere. Andiamo avanti qui. Qui è sempre nero deve uccidere bianco, però non deve formarsi un co. Allora vi mostro come si formerebbe il co. Supponiamo che nero faccia una cade in quella posizione, bianco per esempio va lì, nero va qui, ecco che bianco crea il co, perché va lì, nero cattura e si è creato il co, vedete? Ora bianco non può giocare lì, bianco deve fare un tenuki e vale il discorso del co. Come si risolve quindi questo problema? Benissimo, allora nero gioca lì, bianco gioca per esempio in questa posizione, nero gioca qui, bianco non può giocare lì perché altrimenti è in atari, vedete? Allora si connette e nero cosa fa qui? Vale il discorso che facevamo qui, nero può giocare sia lì che lì, perché se gioca lì bianco cattura, 3 in linea, gioca in centro. Se nero gioca lì, bianco cattura, la forma a 3, nero gioca lì e bianco è morto. Vediamo l'ultimo esempio, che se vogliamo è quello più controintuitivo di tutti quanti. Cosa possiamo vedere? Che qui c'è già un potenziale occhio e qui ce n'è un altro. Se bianco avesse il vantaggio, il sente, e giocasse per esempio qui, si creerebbe due occhi. Ok? Vedete? Allora, proviamo a fare un po' di mosse con nero. Se nero giocasse qui, mette in atari quella pietra, bianco è forzato a connettere, si crea i due occhi e bianco vive, per cui questa mossa non va bene. Nero qui non può giocare perché vale la regola del suicidio, avrebbe già zero libertà. Allora proviamo a giocare per esempio qui, per mettere in atari quella pietra. In questo caso bianco, per catturarla, si farebbe ancora i due occhi. Non ci resta quindi che l'ultima posizione. Attenzione, questo è un Tetsuji. Giochiamo, questo è una cade all'interno. Cosa succede? Che bianco non può giocare lì, perché se bianco giocasse lì, vedete, sarebbe in atari e nero catturerebbe tutto. Ora molto probabilmente bianco catturerebbe questa pietra nero. Ora tocca a nero e adesso sì, nero mette in atari quella pietra. Bianco è costretto a chiudere, resta con una sola libertà. Uttega esci e nero cattura tutto bianco. Ecco, questi erano 4 esempi e adesso vi faccio vedere questi 2 esempi di risorse online dove potete fare tutti gli Tsumego che vorrete. Eccoli qua. Benissimo, quindi andiamo sul nostro browser e digitiamo www.goproblems.com. Ed ecco che verrà caricata la pagina che si presenta come la vedete qui. Abbiamo sopra tutti i vari menu, ci sono anche i feed RSS, scegliamo il nostro livello, partiamo quindi in questo caso dal più basso, il 30° Q, e avremo un trial a tempo, come in un videogioco. Ecco, vedete, qui c'è il nostro livello attuale, le nostre vite, ogni volta che sbagliamo una vita ci viene tolta, e il nostro tempo, il nostro countdown. Qui c'è il testo dell'esercizio ed ecco che qui noi cerchiamo di risolvere l'esercizio. Una volta risolto, lui ci dirà che è stato risolto e possiamo passare all'esercizio successivo.
gli esercizi saranno via via sempre più difficili. Se ci registriamo al sito, verranno anche, una volta entrati con il nostro profilo, verranno anche salvati i nostri progressi, per cui potremo vedere anche il nostro livello che incrementa. Naturalmente il livello è un livello fittizio, perché non possiamo determinare il nostro livello esclusivamente basandoci sul nostro successo con gli Tsumago. Invece, per avere degli esercizi anche in mobilità, scarichiamo sul nostro telefono Tsumago Pro, quindi andiamo sul Google Play Store. Io ce l'ho già installato, per cui vedete che lo posso già aprire. Questo è molto bello perché abbiamo un bouquet di esercizi già in memoria che noi possiamo risolvere. Tiene conto anche qui del nostro grado, seppur fittizio, ma la cosa bella di quest'app è che lui ci propone ogni giorno i nostri daily problems, cioè ci propone sempre 6 problemi, 2 semplici, 2 medi e 2 difficili, e ci dà quindi la possibilità di studiare giorno per giorno quello che a noi serve per poter progredire. Benissimo, allora spero di essere stato chiaro, anche oggi la pillola è finita qui. Avanti sempre con le domande, con le proposte. Io un po' di temi in serbo ce li ho, però se le domande vengono da voi ben venga, perché così allora andremo proprio a soddisfare le vostre esigenze. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao a tutti.